Il MOSE tocca quota 100, il sistema di dighe mobili che protegge Venezia dall'acqua alta per fenomeni di marea oltre un certo livello è entrato in funzione per la 100ª volta da quando è operativo e ha così salvato per l'ennesima volta la città storica rimasta completamente all'asciutto dall'acqua alta. Si sono alzate le protezioni mobili in 2 bocche di porto su 3, sia a Lido e Chioggia non a Malamocco. La marea si è così contenuta negli 88 centimetri sul medio mare misurati in Punta della Salute, proprio nel giorno in cui in città è arrivato il vice premier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini per una visita all'autorità della Laguna. Una nota del Ministero dei Trasporti ha fatto sapere che in 5 anni il MOSE ha evitato per Venezia danni per oltre 2 miliardi e 600 milioni di euro, così il vice premier Matteo Salvini. Sono fiducioso, sì, oggi c'è la 100ª alzata delle barriere del MOSE che per 100 volte ha salvato Venezia dall'acqua alta. Se avessimo ascoltato quelli che anni fa ci dicevano che non serviva, costava troppo, non sarebbe mai funzionato, Venezia sarebbe andata sott'acqua 100 volte. Sempre la nota del Ministero precisa che delle 100 alzate, 44 hanno riguardato un livello di marea sul medio mare dagli 80 ai 110 centimetri. I commenti di Claudio Vernier, presidente dell'Associazione Commercianti di Piazza San Marco, e dell'imprenditore Emiliano Biracu. Apprendiamo con stupore l'utilizzo del MOSE per livelli d'acqua alta non particolarmente alti. Questo significa che si è capito che c'è la necessità di salvaguardare la Venezia insulare, i cittadini e tutte le attività che operano quotidianamente nel centro storico di Venezia. Mi auguro che si continui così, mi auguro che si capisca che il MOSE è stato fatto per difendere Venezia e la sua laguna. Il MOSE si è attivato con successo proteggendo Venezia dall'acqua alta e mantenendo la città storica all'asciutto. Come cittadino operatore economico di Venezia non posso che esprimere grande soddisfazione per questo risultato. Tuttavia, il fatto che il MOSE venga attivato con una frequenza sempre maggiore rispetto alle previsioni iniziali ci segnala chiaramente che il fenomeno dell'innalzamento del livello del mare è una realtà con cui dovremo fare i conti in futuro.